Nell'ambito del programma Interreg Italia-Austria è attiva da qualche tempo una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo denominata Dolomiti Live. La strategia CLLD, Community Led Local Development Dolomiti Live, è una strategia di sviluppo che coinvolge, con una serie di progetti condivisi, l'Alto Adige-Südtirol, l'Alta Provincia di Belluno e l'Ostirol. Una euroregione suddivisa tra diverse province, stati, lingue e culture, ma nella sostanza ben più omogenea di quel che si potrebbe pensare. Sicuramente per il comune confronto con la montagna, con il suo fascino ma anche con la sua durezza. Partner di Dolomiti Live sono rispettivamente la comunità comprensoriale della Val Pusteria, il GAL Alto Bellunese ed il GAL RMO di Lienz. Il territorio interessato comprende 26 comuni in Val Pusteria, 42 nell'Alto Bellunese e 33 nell'Ostirol. Non sono pochi i progetti già realizzati nell'ambito di Dolomiti Live. Di alcuni ne abbiamo già parlato e ne abbiamo apprezzato le motivazioni. In ogni progetto si intrecciano valori culturali e ambientali, sempre con la prospettiva di positive ricadute sui territori, per la salvaguardia di valori importanti o per uno sviluppo turistico motivato e consapevole. Uno dei progetti sviluppati da Dolomiti Live si può definire in questo modo: la conservazione per un nuovo sviluppo del paesaggio. Pur con azioni diversificate tra i vari partner, questo progetto tende al recupero di valori e tradizioni, anche in senso molto pratico, non certo per nostalgia o solo per motivi estetici, ma per l'importanza che assume oggi il recupero di una conoscenza ereditata dai nostri avi e che dopo gli sconvolgimenti socio-economici degli ultimi anni rischiamo di perdere per sempre. Questo progetto accomuna il comune di Karlshamn Großglockner in Ostirol, il comune di Sesto in Pusteria e la cooperativa sociale Cadore. La cooperativa sociale Cadore nasce nel 2008 in risposta a una grave crisi socio-economica che ha colpito il distretto del Cadore, in particolare la produzione dell'occhiale. Fin dalla sua nascita la cooperativa promuove la creazione di lavoro con particolare attenzione per i soggetti deboli e svantaggiati. Uno sguardo quindi a quello che è lo sviluppo locale, però attraverso collaborazioni con l'esterno. All'interno del progetto il denominatore comune è quello di sviluppo del paesaggio, il paesaggio come ambiente, cultura e anche risorse umane. Il progetto prevede, attraverso anche corsi di formazione, il ripristino di, in particolare, muretti a secco attraverso il tradizionale metodo di costruzione. Tradizione perché sarà implementata e strutturata l'attività agricola che prevede la riqualificazione di aree che ormai erano abbandonate ma che tradizionalmente erano invece coltivate. Innovazione perché lo si fa in maniera nuova, in maniera innovativa, attraverso coltivazioni nuove, in particolare quella del carciofo, prodotto atipico per l'area di riferimento, ma che già negli anni scorsi ha portato dei buoni risultati sia dal punto di vista della produttività che della qualità del prodotto. La prospettiva futura è quella di dare una validità al nostro progetto attraverso il coinvolgimento delle università per dare una valenza anche scientifica a quella che è la nostra idea di sviluppo, in modo da poterla replicare in altre aree del Cadore e delle altre zone partner. Nell'ambito del progetto Interreg, la cooperativa Cadore ha avviato dei progetti di agricoltura sociale. Noi proviamo a coltivare il carciofo alpino, un carciofo di montagna, che ha la particolarità di essere pronto nei mesi di luglio, agosto e settembre, nel periodo in cui cioè non è presente sul mercato questo tipo di ortaggio. Inoltre da quest'anno abbiamo iniziato la sperimentazione, la coltivazione sperimentale di alcune piante tradizionali dell'area alpina, cioè Buon Enrico, Silene vulgaris in dialetto Suppetin, Topinambur e altre ancora. Queste coltivazioni hanno un duplice scopo di recuperare i terreni, di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate e creare paesaggio abbellendo zone altrimenti lasciate nell'incuria e nel degrado.
Mi chiamo Sumerer Thomas e mi occupo nel comune di Sesto del progetto Interreg Dolomiti Life. Il nostro desiderio è di preservare e di curare i nostri paesaggi culturali. Per noi a Sesto è molto importante che l'agricoltura e il turismo vengano connessi, per esempio mezzo alla commercializzazione diretta dei prodotti alimentari, ma anche del riconoscimento dei conflitti tra l'agricoltura e il turismo. In questo momento penso alle nostre strutture storiche e culturali come i nostri fienili, i nostri steccati, anche i nostri famosissimi Herpfen, dove una volta viene seccato il grano. Sono cose che per il cambiamento del sistema economico non vengono usati più e per quello non vengono mantenuti, però fanno parte del nostro paesaggio e anche della nostra cultura storica. Per quello è necessario di mantenere queste cose. Adesso qui siamo nella famosa Val Fiscalina, proprio nei prati della Val Fiscalina che sono pieni di larici, ma tra i larici viene ancora falciato l'erba, viene coltivato. Ma il bosco è proprio vicino e parlando del bosco si deve sapere che se i prati non vengono più curati, allora il bosco guadagna territorio e prima o poi i prati non ci sono più. Sono una caratteristica del nostro paesaggio culturale e per quello devono essere curate e mantenute. Ognuno partner di questo progetto Interreg Dolomiti Life ha le sue competenze specifiche differenti e in questo caso ognuno può imparare dall'altro e trovare le migliori soluzioni per i problemi comuni di ognuno che vive in montagna. Proprio nel territorio comunale di Sesto, al passo Monte Croce, è stato presentato un progetto davvero imponente e simbolicamente rappresentativo di Dolomiti Live, ossia Dolomiti senza confini, decisamente in sintonia con il senso stesso di confini che uniscono. Si tratta di un progetto condiviso tra l'Associazione Turistica di Sesto, la provincia di Belluno ed il Club Alpino Austriaco. Questa guerra 100 anni fa ci fa ricordare forse la prima grande guerra nelle montagne. In dettaglio adesso non voglio raccontare quello che è successo, però oggi questi sentieri che portano tante persone dentro nelle montagne, fra le montagne, sono simboli della pace. Come l'Europa è un progetto della pace, è un grande valore. Le Dolomiti non ci dividono più, ci portano insieme, rimangono ostacoli, però ostacoli fanno bene per radicare le nostre vite e per accettare anche gli altri che fanno le stesse esperienze. Le montagne non più come barriere che dividono e confinano, ma come ponti che uniscono. Sentieri ammodernati, 12 percorsi attrezzati, migliorati e in alcuni casi ripristinati, in un circuito ideale d'alta quota attraverso la Pusteria, lo Stirol, Comelico e Cadore. Il modo migliore per ricordare chi queste vie le ha realizzate e percorse per combattere la propria grande guerra. Mentre stamattina camminavo in mezzo a queste trincee, mi chiedevo, ma noi abbiamo veramente la certezza di quello che hanno patito quei militari? No, perché se l'avessimo bene capito, percepito solamente una piccola parte, ci comporteremmo tutti quanti in modo diverso. È che purtroppo abbiamo la memoria corta, tutti quanti. I nostri nemici erano come noi, non erano diversi, però qualcuno ha pensato bene di dire no, adesso basta, adesso non dovete più essere amici, ma dovete combattervi. I responsabili ci sono sempre, hanno nome e cognome. Il problema è che affrontare questi nomi dà fastidio. Quei fili spinati che ancora oggi emergono dalle pietraie e praterie d'alta quota sono un monito contro ogni guerra.
Il logo del progetto simboleggia proprio l'apertura dei fili spinati che lasciano il posto ai sentieri di pace. Tutti i significati di Dolomiti Senza Confini hanno trovato sublimazione nella collocazione del cippo ufficiale, giusto nel punto d'incontro tra Austria, Alto Adige, Südtirol e Veneto. È stato un momento di grande emozione, con la salita dai 3 versanti di alcune figure rappresentative, sia per il loro ruolo nell'ambito del progetto che per storia alpinistica. Tirolo, quindi l'Austria, a sinistra verso sud il Cadore e verso nord la provincia di Bolzano. Ma abbiamo messo il simbolo della Dolomiti Senza Confini in alto. Numerose sono state le personalità anche a livello europeo che hanno partecipato all'inaugurazione del progetto così tenacemente voluto da Bepi Monti, gestore del rifugio Carducci, tra le alte Dolomiti di Auronzo. Sullo sfondo, ma non troppo, anche la straordinaria valenza turistica di Dolomiti Senza Confini. Dolomiti Senza Confini, una cosa straordinaria. Il Club Alpino Italiano, attraverso il suo presidente, dice di tutta la sua condivisione, si complimenta con chi ha avuto il sogno e lo ha tradotto in un progetto reale, unendo delle vie ferrate che non hanno confini, hanno rimosso tutto ciò che limita, hanno ridato alla montagna la sua dimensione più vera, devono essere l'occasione perché ci si possa stringere la mano, abbracciare e coltivare sui sentieri quella solidarietà e quell'amicizia che danno il vero senso dell'andare in montagna. Il progetto Dolomiti Senza Confini nasce da un sogno che le Dolomiti non siano più una barriera ma diventino un luogo di incontro. Diciamo che l'inizio di questo sogno è quando nel 2009 le Dolomiti sono diventate patrimonio dell'umanità e nel mio rifugio, al rifugio Carducci, ogni anno organizzo una festa dedicata a questo evento che si chiama Dolomiti Senza Confini. Ma nell'autunno del 2014, percorrendo un sentiero che abbiamo messo in sicurezza, mi è nata l'idea, pensando ai 100 anni della fine della Grande Guerra, sui luoghi dove c'erano i soldati da ambo le parti che si combattevano, di poter immaginare un percorso di pace. Questa idea ha preso man mano corpo, condividendola con le guide di Sesto e con i gestori degli altri rifugi, e poi si è ulteriormente sviluppata pensando a un progetto Interreg che coinvolgesse anche quella linea di confine e anche di resti della Grande Guerra che era sulla cresta carnica, in sostanza la linea di confine tra l'Italia e l'Austria. Quindi a partire dalla primavera del 2015 abbiamo iniziato a costruire questo progetto che più andava avanti, più si riempiva di contenuti. C'è stato anche un approfondimento storico che era quello legato agli studi fatti dall'antropologo Annibale Salsa, in cui nel Medioevo le Dolomiti non erano vissute come una barriera, ma bensì un luogo di incontro, ed è proprio con la creazione degli stati nazionali che le Alpi diventano lo spartiacqua, e cioè la linea di confine da dove poi sono originate le guerre, tra cui la Grande Guerra. Con la Dolomiti Life abbiamo presentato questa idea, piaciuta molto, e ci hanno detto di costruire trovando i partner. Il progetto ha avuto un contributo di 200.000 euro che sono stati suddivisi tra i 3 partner. La fetta più grossa
di questo contributo serve per mettere in sicurezza le varie ferrate del versante bellunese del Cadore. Sempre per le ferrate è stato dato all'Associazione Turistica di Sesto per la ferrata del Paterno e la strada degli Alpini. L'Associazione Turistica sempre di Sesto ha il compito della promozione per l'Alpenverein dell'Austria. C'è la stampa di un libretto, di una cartina, l'elaborazione del logo e la sistemazione di alcuni sentieri che salgono alla cresta carnica e inoltre la promozione legata anche alla partenza da Carticce dell'Alta Via numero 5 che è abbinata a questo progetto. Si tratta di 106 chilometri, vede coinvolti 15 rifugi e 2 malghe. Possiamo anche fare l'elenco. Dalle Tre Cime di Lavaredo c'è il rifugio Auronzo, il rifugio Lavaredo, il rifugio Draizine in Utteo Locatelli, il rifugio Pian di Cengia, il rifugio Zigmondi Comici, rifugio Prati di Crodarossa Orudi, il rifugio Berti e il rifugio Lunelli, le Malghe Nemese Coltrondo, rifugio Rinfreddo. Poi abbiamo i 3 rifugi dell'Austria, che sono l'Oberstanze-Hutte, il Fillmoor e il Porze-Hutte, e poi rimane per ultimo il rifugio Carducci. Le ferrate, che sono 12, sono la ferrata della Torre Toblin, la ferrata del Paterno nei suoi diversi ingressi, la strada degli Alpini, la ferrata Costoni di Crodarossa, la ferrata Zandonella nei 2 versanti di salita e di discesa per il circuito est, la ferrata del Cavallino, la ferrata d'Ambros sulla cresta della Pitturina, la ferrata del Camoscio sul Palombino e poi abbiamo la ferrata Rogel, la ferrata Cengia Gabriella e la ferrata della Croda dei Toni dedicata a Severino Casara e infine la ferrata della strada degli Alpini 1518 che collega Forcella Collerena con il Passo Fiscalino. Si possono fare queste tappe in maniera flessibile, cioè ognuno può iniziare da dove vuole e può farne quante tappe ha in base al tempo che ha a disposizione. Quindi abbiamo descritto 4 porte di ingresso, diciamo una è da Misurina Tre Cime di Lavaredo, a est da Carticce o da Oberstiglia, a nord da Moso di Sesto Pusteria, quindi o la Val Fiscalina o dai Prati di Crodarossa, e l'altra porta che è quella a sud da Valgrande a Comelico Superiore, partendo dal rifugio Lunelli. Per maggiori informazioni basta andare sul sito web dedicato www.dolomitisenzaconfini.eu come Europa, oppure sul sito dell'Associazione Turistica di Sesto Pusteria. Questo progetto ha avuto comunque un'attenzione delle riviste specializzate di montagna a livello europeo, compreso quelle italiane come la rivista del CAI Montagna 360 e la rivista Meridiani Montagne. In particolare ha avuto l'interesse sia del Parlamento della NATO che anche del Parlamento europeo, che hanno colto questo valore non solo di pace ma anche un messaggio forte e anche molto attuale di un'Europa unita, condivisa e senza frontiere, per cui questo dà un valore aggiunto, un valore a livello europeo per un futuro per i nostri giovani. Io crescevo su un rifugio, uno dei più alti qui di Sesto, il rifugio Pian di Cengia, che si trova quasi in cima di queste montagne che vediamo qui nello sfondo. E questo rifugio in pratica è proprio sul confine
tra Sesto e Auronzo. Il lavoro di noi guide era più che altro di creare questo percorso, di vedere come riusciamo a unire le varie ferrate, i vari rifugi dell'Austria, del Belluno e del Sud Tirolo in questo progetto e come si riesce a fare questo giro. In più ovviamente a trovare i partner, perché eravamo un po' noi a cercare i vari partner di questo progetto, e in più abbiamo fatto un sopralluogo delle ferrate, perché certe ferrate erano in uno stato abbastanza brutte, e quei soldi del progetto Dolomito Senza Confini, una gran parte di quei soldi venne usata per sistemare queste vie ferrate e per mettere a posto queste vie ferrate su uno standard moderno, a metterli in sicurezza, che era anche ora. Questo percorso in pratica segue più o meno i confini della prima grande guerra, e ora è bello, 100 anni dopo, di fare proprio su questo percorso un'alta via di pace. E noi come Dolomiti Senza Confini pensiamo che come gente di montagna siamo una grande famiglia che riesce a superare barriere come frontiere, cultura, lingua e anche campanilismi. Mi chiamo Jan Seilcher, sono rappresentante del Club Alpino Austria, della sezione Austria, e per la sezione rappresento qui il progetto Dolomiti Senza Confini. Il mio ruolo nel progetto è proprio di coordinare le attività del partner della sezione Austria. Uno dei nostri fondatori era Paul Grohmann, che è molto conosciuto anche qui in Dolomiti, e per noi è proprio una cosa d'emozione, di storia, di tradizione. Noi siamo anche nel progetto perché sull'Alta Via Carnica la sezione ha proprietà di 3 rifugi, questi rifugi sono nella zona dei Dolomiti Senza Confini, con anche delle vie ferrate. E per noi è una grande opportunità di collegare le Alpi Carniche ai Dolomiti, anche, come dicevo prima, per il motivo che uno dei nostri fondatori, Paul Grohmann, era molto attivo qui in questa zona. Progetti come questo hanno sicuramente una grandissima valenza non solo quindi a livello nazionale, ma soprattutto perché allargano i confini, coinvolgono altri paesi e altri stati, e su questo dobbiamo cercare tutti insieme di lavorare per promuovere questi magnifici territori, e penso che queste progettualità dovranno guardare al futuro con sempre maggiore interesse da parte di tutti quelli che sono gli enti territoriali preposti. Soprattutto è anche una grande possibilità per i nostri rifugi, perché questa è un'alta via diversa, ancora unica in Europa. Invitiamo i veri appassionati della montagna di venire qua, di interessarsi di questo progetto e di questa realtà, che è una vera realtà di spirito europeo. Dolomiti Live, come detto da più parti, è l'Europa nella veste migliore. Un'euroregione di fatto che si sovrappone ai confini amministrativi nel vero spirito di confini che uniscono. Un esempio positivo da imitare tra le troppe tensioni che avvelenano ancora il nostro tempo.